Bentornati. Sto a Belvì e a Belvì questa fine settimana, siamo fine novembre, c'è una manifestazione che si chiama Fustigare. Sono venuto qui perché ero desideroso di mangiare caldaroste, però c'è tutto un gran bel programma intorno, tra cui queste passeggiate, questi trekking. Sono stato decisamente fortunato, siamo in pochi ma buoni. In Sardegna si dice poca gente, festa manna. C'è una guida, che loro sono del gruppo Your Sardigna, sanno un sacco di cose, fanno tantissimi trekking in tutta l'isola, gente in gamba. E oggi facciamo questa passeggiata e poi ho visto che c'hanno pure uno zainetto con della legna e dentro c'è la padella bucata per fare le castagne. Vediamo. Laggiù si vede Tonara e poi qua siamo arrivati su sto piazzale che è la fine del mondo. Guarda il tacco di Belvì, questo lo vediamo da sotto al paese, ma sta è bella parete, eh? Sì. Ha spento il video, vedo. Sì, qui c'è la legna e c'è la padella. Mamma, oggi fanno le caldarroste? Boh, vediamo. Diciamo che la camminata è più che fattibile, ci sono delle relative pendenze, però si fa, ma la cosa bella è che si arriva a vedere dei panorami incredibili e poi alla fine sbuchi su questi spazi aperti. Niente, la Sardegna ti sorprende sempre, c'è poco da fare. Un'altra cosa interessante è che qui è pieno di piante di corbezzolo. Corbezzolo che io già avevo mangiato quando ero in Ogliastra, ero andato a fare un giro a quello che chiamerebbero il Gorrubeddu, lì era pieno di piante. E non mi fece impazzire, è un gusto molto delicato. Invece assaggiandolo qui in montagna è sempre delicato come gusto, però c'ha qualcosa in più, non è male, è buono, qui è più buono.
Ma c'è una bella rampa da salire, però siamo proprio dentro a Castagneto praticamente. Castagneto che, vedi, poi avendo delle persone che conoscono la zona e non solo, io non lo sapevo. Allora, in questa zona qui la cultura del Castagneto nasce più o meno nel 1200 per opera dei pisani. Addirittura le piante non sono autoctone in Sardegna, hanno trovato delle zone e del terreno adatto e sono state impiantate proprio dai pisani. E io non la sapevo sta cosa, se finisce mai di imparare. Sali, va, GoPro arresta video. Capito? E poi la parte grande si usa anche per questo motivo, no? Per il riccio. Ecco, questo è molto semplicemente a spiegare. La difficoltà sta nel fatto che prima ovviamente partivano a piedi, se ne venivano a Belvidico, in zone fino a qua, a raccogliersi tutto e per allora a Belvì ci sono due famiglie, una è sulla strada principale che ha il garage aperto, che vende sempre nocciole, noci, castagne, poi vivono ancora di questo. No, tu vista l'aria sul torrente e poi qualcosa trovo qualcosa. Perché qui non hanno toccato niente. No, come se fosse tutto pieno. Cioè è pieno. Dai colpi, butta tutto. Che te pare? Imparavo già il giallo. Che non era una seconda forza. Ok, è quasi fatta, dai. Coordinazione, non c'è. E già si sente il profumo. Però prova diretti. Bello. Arrosti a Milano, Ma sveglia. Sicuro? Ma poi molte sono uguali. Uno spettacolo. Ispigioladora. Il verbo ispigiolare e sbucciare. Ma se mangiamo i gallarrosti. Che te pare? Qui, raga. Per portarla. La sacchetta dove c'era la legna già non brucia. Si stanno spacchettando, va bene, però. Buono. Anzi, aspetta un po', dov'è qualcosa? Vabbè, qua? Sì. Altre? No, basta. Scottano. Altro giro, altra corsa. Infatti questa facciamo un po'. Ah, e oggi mangiamo i gallarrosti. più buone di quelle dell'altra volta, onestamente. Ah, l'altra volta non erano hai detto che non si vedeva più, poi subito. Diventiamo tutti famosi. No, perché erano più buone, sono più buone queste. No, è uguale. O forse le hanno cotte meglio, magari. Buone. Dolcissime. Riempiamo i cappelli. Prenderò che io li fa.
Secondo me sì. Sono forse meglio. Poco più buone quelle di Non so se pure per la cottura delle castagne. Non piace a nessuno la castagna. Beh, le castagne se le siamo mangiate, la tossata d'acqua se la siamo fatta, perché non conosciamo il vino rosso? Mo rientriamo. guarda qua, guarda qua. No, ancora circa, no?